Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ah, ma che bello! Siamo qua pronti ad iniziare un'altra puntata di Made in Polesine. Anche questa settimana siamo prontissimi, come sempre su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Buongiorno, benvenuti. Ma come sei formale? Oggi sei proprio un bravo presentatore di quelli. Ma lo sai perché avevo voglia di iniziare sta puntata? Vabbè. Io sai che aspetto questa oretta che trascorriamo scarsa come noi, che trascorriamo insieme. L'aspetto veramente tutta la settimana, quindi quando arriva sono bello. Più che bello, sono pimpante. Ecco. Sai cosa mi ricordo sto tempo qua? Sì? Sai che c'era un video che girava per Facebook di Pozzetto che diceva basta pioggia, basta pioggia, non se ne può più. Dopo fra 2 mesi diremo ma che siccità, non piove mai, ma che polverone dappertutto. Vabbè. Detto allora, questo, vogliamo titoli. leggere i titoli di oggi? Andiamo? Veloci. Vai. Allora, Revenge Porn. Che titolo questo? Proprio per iniziare, così ci presentiamo alla grande. Giornata contro la violenza sulle donne. E questo è un titolo molto semplice, molto importante. Poi Po e Fontanazzi. Giustizia Lumaca. Direi che è un po' troppo veloci a giudicare. Poi Sardine a Rovigo. Posso dire una cosa ai nostri ascoltatori, sì. Quelli che ci vedono però. Anch'io mi sono convertito al riciclaggio. Vedi, sto recuperando. Guarda. Noi abbiamo tutti gli appunti sul carta perché noi siamo plastic free e anche carta free. Carta free soprattutto perché questo qua è proprio. Ma ricicliamo tutto perché siamo in bolletta. A riciclare al 100%. Dai, ci sentiamo tra poco per iniziare Made in Polesine. E siamo pronti allora per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Prima abbiamo fatto l'introduzione con la lettura dei titoli e adesso iniziamo veramente. Allora parliamo di Revenge Porn, che questo porn è già proprio quello che pensi. Sì, è proprio quello che penso. Allora, perché ne parliamo? Perché c'è stata una ragazzina che ha avuto rapporto con si dice il fidanzatino, ragazzina eccetera, sì. Però fatto sta che il ragazzo ha diffuso immagini abbastanza compromettenti della ragazzina per WhatsApp, dopo è diventato virale, tutti l'hanno visto eccetera, e questo ha colpito molto prima di tutto la privacy di sta ragazza, e sicuramente è un sigillo che si porterà tutta la vita, e questo qua è una cosa molto molto grave, quindi noi ci appelliamo anche ai ragazzi. Queste cose qua non si fanno perché poi dopo veramente ti segnano per sempre. Sì. Per sempre. Allora, perché parliamo di revenge porn? Perché ricordiamo che comunque chi fa queste cose, chi diffonde queste immagini, specialmente se sono ex conviventi oppure compagni oppure amanti, esatto, via così. Diffondere immagini porno diventa un reato. Finalmente dal 2 aprile 2019 c'è stata questa proposta di legge che con 461 e nessun voto contrario non è votata, e dal 19 luglio 2019 c'è la legge che appunto introduce il reato di revenge porn con la denominazione di diffusione illecita di immagini o di video. Quindi c'è il penale, ed era giusto. Potrà essere accusato chi è accusato, appunto fa in pratica revenge porn, di molestia, violazione della privacy, diffamazione, ma anche di istigazione al suicidio qualora dalla pubblicazione del video e dell'immagine dovesse derivare atti tragici. Quindi da 1 a 6 anni per chi diffonde il materiale pornografico del partner e multe da 5 e 15.000 euro. Finalmente è per me una legge di grandissima civiltà. Certo. E poi dopo parleremo nel secondo post anche della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tra l'altro sappiamo che il 65-70% delle violenze sulle donne sono fatte in famiglia, quindi è una questione culturale, l'abbiamo detto tante altre volte, e questa legge qua secondo me è una grandissima legge di civiltà. Ragazzi, non fate queste cazzate qua, perché dopo mettete il sigillo sia per un ragazzo che magari è omosessuale e lo sputanate con video e altre cose, una ragazza che ha avuto rapporti col suo compagno, questo cretino poi diffonde le immagini. Non si fa.
lo diciamo noi che siamo anzianotti. Assolutamente no, perché non si fa, ed è giusto che la legge vi punisca se lo fate. È una cosa che resta proprio rimane segnata per tutta la vita, perché c'è il video che ormai è sul web, purtroppo questo è un veicolo ma poi diventa virale, un'arma a doppio taglio, insomma, diciamolo. Vabbè, quindi non vantatevene e fate i bravi, mi raccomando, altrimenti noi vi denunciamo e sappiate che ci sono da 1 a 6 anni e multone da 5 a 15.000 euro, e sono ancora pochi. Secondo me sono pochi, sì, perché bravo. Insomma deve essere un deterrente ancora più incisivo, secondo me. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Ritornati e pronti a continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Siamo sempre noi, quelli di Polesine, quelli di Radio Diva, si è incartato, quello di Radio Colpero Vigo e tutte ste radio, insomma, e quelli anche di Made in Polesine. Sai che Don Bruno di Radio Colbe ha detto, quando ci ha visto che non ci conosceva di persona: tu nei tuoi riguardi sei quello che parla veloce e tu sei quello che te smerdun si incazza tutto. Ma c'è zeccato però ha detto così, quello che parla veloce smerdun si. Ecco, dai. Allora, vabbè, detto adesso un argomento serio, molto serio. Giornata contro la violenza sulle donne. 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quasi tutti i paesi hanno fatto qualcosa, hanno chi la panchina rossa, chi la sedia rossa, c'era anche la sedia rossa a Occa Marina. La sedia rossa? Abbiamo una anche noi qua, non si vede. Anche noi, ma siamo solidari. Sì. Ed è una cosa importante che perlomeno se ne parli. Allora, diamo un po' di dati ricavati dal Corriere della Sera. La violenza sulle donne non ha tempo nei confini, è endemica e non risparmia nessuna nazione o paese, industrializzato e in via di sviluppo che sia. Quindi non è una cosa relegata ai paesi del terzo mondo, oppure per fare anche un po' di polemica solo gli immigranti che vengono qua da noi. Ricordiamo che, abbiamo detto nel primo post, il 65-70% delle violenze vengono fatte in famiglia e non solo dagli extracomunitari, anche dei familiari stessi, insomma, esatto. Dei componenti della famiglia. Non conosce differenze socioculturali, vittime e aggressori appartengono a tutte le classi sociali, perché al di là di quello che tutti i giorni viene mostrato dai media, il rischio maggiore sono i familiari, mariti e padri, e sottolineo mariti e padri, seguiti dagli amici, vicini di casa, conoscenti stretti e colleghi di lavoro. Secondo l'OMS, una donna su 5 ha subito nella sua vita abusi fisici o sessuali da parte di un uomo. E caspita, questa qua è molto grave. Sì. Quindi, innanzitutto solidarietà, e l'abbiamo detto parlando prima di revenge porn, quanto è importante colpire le persone che si comportano in maniera così ignobile, verso, appunto, facendo video eccetera. Ma poi dopo un uomo che picca una donna non merita neanche nessuna considerazione. Io voglio ricordare una cosa che secondo me è simpatica. Il 27 ottobre 2019 a Piacenza un evento più unico che raro, un corteo di uomini contro la violenza sulle donne. Un centinaio di uomini ieri pomeriggio a Piacenza, appunto il 27 ottobre, ha sfidato in corteo. Dovremmo forse essere molti di più. Infatti poi i cortei che hanno fatto dalle nostre parti c'erano pochi uomini e solo donne. Le donne ce l'hanno già di default la solidarietà tra di loro. Siamo noi uomini che dovremmo essere un po' più consapevoli. Meditate, certo, gente, meditate. Sì, è una cosa che non si fa, assolutamente, cioè, non bisogna abusare. Se l'uomo praticamente si sente più forte fisicamente, quindi ne dà sfoggio, il sopravvento, ecco, in questo caso, ma non è una cosa civile sicuramente. Bene, è finito? Voglio solo dire che ci sono dei numeri verdi, voi donne non abbiate paura di denunciare i vostri uomini, perché poi dopo c'erano veramente delle statistiche, le donne non denunciano, A perché ci sono i figli in mezzo, B perché hanno ancora paura di ripercussioni, perché sappiamo che nonostante uno abbia anche il veto da parte del tribunale di non avvicinarsi, si avvicina lo stesso ed uccide, non ultimi i fatti che buttano l'acido in faccia alle donne, eccetera eccetera eccetera. Una cosa che non ci avevo mai pensato è che magari una donna in carriera e ha il marito violento non lo denuncia perché ha paura che la sua carriera ne venga meno. Anche questa qua è un'altra variante. Ci sono una serie di circostanze, insomma. Esatto, quindi noi uomini ne approfittiamo anche di questo, noi uomini, io no, neanche te, quindi non generalizziamo. Sì, certo. I deficienti ne approfittano. Dai, ci sentiamo tra poco.
Siamo ritornati, siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Adesso ho un altro titolo molto attuale, se vogliamo, perché in questi giorni insomma abbiamo un po' noi che abitiamo proprio nei dintorni del Po, insomma, abbiamo visto anche dei fontanazzi che sono proprio sviluppati, ma noi che insomma siamo sempre vissuti in questa zona non è che ci fanno più che altro, diciamo, impressione, però insomma sono sempre un segnale di pericolo. I fontanazzi, proprio parliamo dei fontanazzi del Po. Allora, parliamo in generale di una cosa. Intanto, l'ultima notizia dell'AIPO, che il Polesine reggerà la piena, la portata d'acqua è simile a quella del 2014, ma nelle previsioni dovrebbe defluire senza problemi. Lo dice l'AIPO, che è il massimo organismo a tutela del Po, e questo ci fa piacere. Certo. Facciamo sai che un paio di polemiche le devo fare. La prima polemica è che si fa abbastanza terrorismo, anche i nostri giornali di riferimento della nostra provincia, Gazzettino, Voce, Rovigo Oggi, Rovigo in diretta, sembra che effettivamente il Po sia lì per rompere. Noi che ci abitiamo qua lo possiamo garantire che è grosso, è d'allarme rosso, però non siamo assolutamente preoccupati. Sinceramente ne abbiamo visti anche di peggio. Ne abbiamo visto di peggio. Chi segue un pochino le cose che facciamo noi su Made in Polesine, nell'84 c'erano 2 metri in più e siamo sopravvissuti lo stesso. Esatto, sì. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che non ho visto una grande partecipazione nei media, nei social, visto che noi di questo ci lavoriamo, delle amministrazioni comunali, perché se tiriamo via un po' di notizie che danno ogni singolo appartenente della comunità Facebook o Twitter, se tiriamo via noi di Made in Polesine e di Diva FM, che mettiamo le nostre notizie, facciamo le nostre notiziari tutte le mattine, vediamo poca. Sì, Le amministrazioni sono abbastanza assenti. C'è poca informazione. È la cosa negativa. Il titolo era Po e Fontanazzi. Perché? Perché tra l'altro abbiamo visto proprio l'altro giorno, martedì, TG3 facevano vedere un fontanazzo che è a Portoviro, in località Pioppa. Naturalmente noi siamo andati a vederlo, se vi capita di guardarlo su Made in Polesine ci sarà il filmato, eccetera. E quindi cos'è? Fontanazzo, questo sconosciuto. Vabbè. Spieghiamo cos'è? Dai, vediamo. Però leggendo non è che lo so. No, ma certamente. Nel senso che sappiamo tutti che il fontanazzo è praticamente l'infiltrazione dal Po verso il basso, la parte più bassa dell'argine. E quindi i fontanazzi mettono a rischio la stabilità degli argini lungo i corsi d'acqua, in quanto favoriscono una rapida erosione del terreno e sottostante l'argine stesso. Qua ho sbagliato la punteggiatura. I fontanazzi sono combattuti mediante la posa di sacchi di sabbia attorno al foro in modo da formare una coronella. Una delle cause più frequenti di formazione dei fontanazzi trova origine nell'attività di scavo svolta da alcuni animali, quali per esempio la nutria, la volpe e il tasso. Spesso è necessario l'intervento immediato di chiusura delle gallerie a scopo di ripristinare la sicurezza idraulica del corso d'acqua, con ingenti costi per la collettività. E qua andiamo sui costi. Una nutria cosa che può fare? Può indicativamente fare una buca che implica una spesa più o meno di 10.000 euro per la sistemazione completa di ogni singola tana. Ma che è veramente simpatica, però. Sì, nutria maledetta. Questa qua è la citazione Wikipedia, perché ultimamente qualcuno ci ha criticato che non citiamo mai le fonti. Noi siamo qua a disposizione. Certo. Vabbè. E in ogni caso i tecnici dell'AIPO stamattina, anzi ieri mattina che siamo andati appunto a vedere il fontanazzo, hanno detto che è tutto sotto controllo, i sacchi hanno evitato qualsiasi problema. Nel TG3 facevano vedere che c'è della sabbia, ho detto, guarda, è normale. Ci avevano fatto un po' di terrorismo dicendo la sabbia sta entrando, quindi l'argine si indebolisce, c'è sempre stato. Quindi noi che siamo qua della zona, li abbiamo sempre visti, quindi state tranquilli. È una novità di quest'anno, quindi non so. State tranquilli voi che ci ascoltate, che è tutto sotto controllo. Non siamo ancora a livello di grandissima preoccupazione.
c'è da monitorare, c'è da stare attenti, noi ci stiamo, e quindi ripetiamo, amministrazioni comunali, Taglio di Po, Ariano, Portotole, Portoviro, Loreo, Rosolina, ogni tanto scrivete qualcosa anche voi invece di affidarvi solamente a noi, che poi tra l'altro non abbiamo neanche forse né i mezzi ma neanche l'autorità per dire certe cose. Certo. Ok? Va bene, quindi mi raccomando, non allertiamoci più di tanto, perché ricordiamo che ci sono state delle pene anche maggiori di queste, praticamente passata sotto controllo, senza nessuna preoccupazione. Magari adesso non si sa quale sia lo stato attuale dei nostri argini, o sembra bene, tutto quello, ma insomma, a vedere così le cose, insomma, tutti quei miliardi sembra che non ci siano problemi. Anche se ho visto in questi giorni un sacco di gente riversata sugli argini, sembra che ci sia la fiera proprio del paese sull'argine, cioè, talmente la gente che gira avanti e indietro. È una curiosità comunque, ecco. Quindi quello che volevo dire, non allarmiamoci più di tanto, insomma, ecco, perché è una cosa abbastanza naturale. Bene. Bravo Davide. Ok, dai, ci sentiamo tra pochissimo per un altro titolo molto molto interessante. Ma che bello, siamo sempre qua, noi di Diva FM, di Radio Colpero Vigo e di Medipolesine Web TV, Davide Stefanelli, Leandro Maggi, questa è Medipolesine appunto, e adesso altro titolo, Giuseppe, no, ma che Giuseppe? Ma che Giuseppe? Giuseppe Maria. Giuseppe. Che Giuseppe? Giuseppe, vabbè, dai. è venuto Giuseppe così. Allora, Giustizia Lumaca, secondo me andiamo anche forte, cioè andiamo troppo veloci, perché la giustizia in questi ultimi anni ha dimostrato veramente una lentezza veramente estrema. Questo qua a livello italiano. Poi Giuseppe. Questo qua a livello italiano, la giustizia è lenta. Giustizia Lumaca, per separarsi, quindi la causa civile, a Rovigo servono quasi 10 mesi, le cause civili in Polesine hanno tempi più lunghi rispetto al resto del Veneto, a causa dell'arretrato che soffoca i procedimenti. Anche qua abbiamo un bel primato. Questa qua, citazione, Sole 24 ore, quindi non è che ci stiamo inventando noi. Non è che andiamo così a dire a bau bau micio micio. Ecco. Allora, che dire? Innanzitutto che il Tribunale di Rovigo, sappiamo, ha accorpato altri 2 tribunali, Est mi sembra, Montagnana, eccetera, quindi ha una mole di lavoro gigantesca e si è aggiunta alle cause già prima che erano molto molto lente. L'abbiamo detto tante volte, una delle cose più negative del nostro Stato è la certezza della pena e quando puoi, per esempio in una causa civile, quando puoi ottenere i tuoi diritti, non so, un pagamento di una fattura, in questo caso separarsi da un marito o da una moglie che non si va più d'accordo, cioè quando la giustizia ha dei tempi biblici per ogni cosa. Ricordiamo che è una causa civile, chi ha avuto purtroppo la negatività di davanti sa che passano anni, puoi fare i ricorsi, poi praticamente avanzi un sesterzio, te lo pagano in euro, cioè c'è gente che sta tirando su ancora soldi del vecchio conio in lire. Quindi sì. Ecco, questa qua è una cosa. Se poi aggiungiamo che Rovigo c'è anche questo difetto, non è che ne possiamo andare tanto a fieri. Tra l'altro, quando abbiamo celebrato il discorso dell'università Rovigo, importante, giurisprudenza eccetera, dicevamo è una grande opportunità, oltre l'università, anche il Tribunale di Rovigo, che ha assorbito altri tribunali limitrofi e diventerà quindi un centro per quanto riguarda la legge importantissimo. Però se abbiamo questi presupposti, tanto valeva rimanessimo come prima, anzi ci accorpassero gli altri, sì. Quindi vabbè. Detto questo, cerchiamo ogni tanto qua a Rovigo di far bella figura. Per far bella figura, uno dei motivi sarebbe questo, secondo me: più snello il tribunale, più velocità, quindi mancherà, penso che siano lenti perché mancherà l'organico, quindi non do la colpa assolutamente a Rovigo, do la colpa al sistema, che se hai una mole di lavoro tripla e c'è sempre quella gente, per forza si accumulano cose. Meditate, gente, meditate. Secondo me è il sistema un po' che è troppo macchinoso. Ma certo, ci sta. Al di là del personale, però è una cosa che veramente, parliamo in questo caso per quanto riguarda le separazioni, ma per quanto riguarda anche tutti gli altri casi, insomma,
è veramente impossibile che una causa o un qualcosa debba andare avanti 5, 6, 10, Sì, 15 anni, cioè è una cosa fuori da ogni logica, cioè deve essere molto più snellita, ma deve essere una burocrazia molto più semplice in tutte queste cose, perché andare avanti così tanto tempo, cioè c'è il rischio che una persona rimanga inquisita, non dico tutta la vita, ma quasi. Sul penale sì, e sul civile è facile che uno che avanza soldi nell'azienda, nel frattempo che aspetta i soldi suoi che gli spettano e non li tira su, fallisce. No, già questa è un'altra storia. Abbiamo già dei casi di questo tipo. Bene, dai, ecco. Diciamo bene, ma non è bene. Uno dei cardini della vita civile è appunto la giustizia, l'abbiamo sempre detto, giustizia, sanità e scuola. Non è che tutti e tre ecceliamo. Vabbè. Dai, allora tra Caffettino, dai. Tra poco l'ultimo argomento di oggi. Siamo pronti per affrontare l'ultimo argomento di oggi, questa definizione che ormai sta prendendo piede, insomma un po' tutti quanti stanno nominando queste sardine, che magari qualcuno così a primo ascolto magari non sapeva cosa, pensava fosse veramente un prodotto ittico, però insomma sardine a Rovigo. Vogliamo dire di che cosa si tratta? Facciamo un riassunto veloce. Le sardine, quel movimento spontaneo che nasce a Bologna in particolare, era in concomitanza con un comizio di Salvini e 15.000 persone in piazza di Centrale Nettuno, quella di Bologna, si sono riunite appunto non è che per protestare, per far vedere che sono contro questa deriva populismo e sovranismo, eccetera. Chi siamo noi? Noi assolutamente non vogliamo entrare in merito, sapete che cerchiamo di evitare ogni discussione politica. Certo. Però parliamo di Rovigo perché Sardini in piazza presenta l'appello solo in 280 su 2200, perché ci sarà un appuntamento sabato alle 17 e ci sono pochissimi i rodigini che hanno detto sì, parteciperemo a questa manifestazione. Cosa c'è da dire? Innanzitutto che è più un movimento che adesso sta dilagando in tutta Italia, però è nato in Emilia, perché in Emilia ci sono le votazioni regionali il 21 e il 25 di gennaio, quindi aveva un senso questo, e anche perché tra l'altro Rovigo sarebbe un'ora prima di Ferrara, quindi sicuramente, visto che si vota a Ferrara e vista anche un pochino la valenza maggiore di Ferrara, molti preferiscono andare là invece che a Rovigo. Però fa parte, secondo me, un pochino dell'ignavia di noi rodigini, che ci piace un pochino crogiolarsi il fatto che guarda qua, guarda là, quando è ora di muoverci non ci muoviamo tutti, non solo quelli di Rovigo città o Rovigo alto, Rovigo basso, tutti abbiamo questo grande difetto, armiamoci e partite. Esatto. Poi ignavia vabbè. Quindi vabbè, se vi fa piacere sappiate che sabato alle ore 17 c'è Sardini in piazza anche a Rovigo, e quindi, visto che sono solo in 280 che hanno detto sì, andremo, se cerchiamo di aumentare forse meglio. Ci saremo noi due? Se dobbiamo aggiungere, ci saremo noi due o saremo per centri commerciali? Potremmo anche esserci, abbiamo un altro appuntamento sabato pomeriggio, come sabato alle 17, però dobbiamo andare al centro commerciale Fattoria. Ce la facciamo, dai. No, l'idea, mi do un'idea. Fate le sardine alla Fattoria. Sì. un sacco di gente. Un sacco di gente. Così però le sardine, quelle, Certo che noi siamo specialisti a buttarle in vacca, Sì, assolutamente. Ma insomma, ci sta. Ci sentiamo tra poco per i saluti finali. Allora, siamo pronti? Sì. No, perché dovete vedere i fuori onda, un giorno li metteremo. Sì, perché insomma perché siamo due deficienti. Più che altro, sono più interessanti forse i fuori onda che con quanto diciamo in diretta. Dai, allora ci sentiamo la prossima settimana, come sempre su Radio Diva FM, Radio Colpo Rovigo e Made in Polesine Web TV. Posso dire una cosa? Dimmi. Allora sapete che assieme a un altro amico, l'amico del cuore è lui, dopo c'è un altro amico, con Renzo Malagò faccio lo sprizzetto. La settimana prossima non perdete le puntate, perché abbiamo per 5 giornate il presidente della provincia Dallara.
Chi meglio di noi potrà chiedere un sacco di cose da Lara? E questa è una chicca, questa è una chicca da non perdere, assolutamente, quindi avremo un sacco di informazioni, almeno per quanto ci può raccontare anche lui, insomma. Per quello che riusciremo a chiedere. Okay. Comunque è un bello scoppetto dello sprizzetto. Dai, ci sentiamo la prossima settimana. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Auguri di un buon fine settimana. E il nostro lo facciamo. Certamente il nostro, non può mancare. Il nostro grido di battaglia. 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.